Nel buio e nel silenzio che avvolgono le stanze del castello carrarese si ode un suono spettrale. Solo una piccola torcia e le immagini della telecamera con visore notturno documentano le ricerche sul campo del gruppo Ghost Hunter di Padova, che utilizza anche una strumentazione speciale per captare qualsiasi rumore. L'associazione culturale che si occupa di studio delle attività paranormali ha iniziato qualche tempo fa a cercare di individuare misteriose presenze nell'antico castello e della sua torlonga. La Torlonga ha due leggende. Una delle leggende si dice che all'interno si odono ancora i rumori e i lamenti dei prigionieri che Zelino III da Romano ha imprigionato appunto all'interno delle cosiddette ezilie. Un'altra leggenda vuole che all'interno della Torlonga ci sia, passatemi i termini, il fantasma di Sarpendone, che non era altro che l'amante della moglie di Zelino III da Romano. Ecco, abbiamo effettuato queste ricerche. La storia del castello carrarese percorre i secoli. Durante Zelino III da Romano ci furono le prigioni dove il tiranno richiudeva i suoi nemici. Poi in epoca carrarese divenne fulcro della difesa militare, passò nelle mani della Repubblica Serenissima di Venezia e in epoca napoleonica divenne carcere e così vi rimarrà fino al secondo dopoguerra. Oggi invece è oggetto di un'importante opera di restauro, mentre la Torlonga, nota anche come Specola, è sede del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova. Tuttavia c'è chi sostiene che in certe notti si sentano grida spettrali e si veda qualcosa di strano affacciarsi alla finestra. Il 23 giugno si dice che ci sia un lumicino che si che si forma nella sommità della Torlonga per poi scomparire tra le acque del fiume. Da qui l'interesse dell'Associazione Culturale Ghost Hunter, che vuole far conoscere i luoghi più misteriosi della provincia, storie e leggende per scoprire una Padova a dir poco affascinante.